Ok, dai che ci risiamo. Dai che ci risiamo, dai che ci risiamo. Allora, aspetta un attimo. Ok. Perfetto. Ok. Datemi un secondo, raga, e sono subito da voi. Vado molto meglio con XSplit, sinceramente. Mi ha rotto veramente le palle OBS, raga. Cioè, buono quel che vuoi, puoi mettere i banner, ci sono state qua, però dopo un po' ti rompi anche i maroni. Ok. Buono. Dai che adesso ci siamo. Allora, ok. Ok ragazzuoli, siamo tornati. Ciao ragazzi, ciao, bene bene bene. E l'apife. Api scatenato ragazzi, c'è un api scatenato intorno a noi. Ciao Just Joker, ciao Alex Piombi. Boh, siamo tornati perché mi hanno rotto ovviamente i maroni, sinceramente, eh. Mi ero rotto i maroni. Questo è molto più veloce, molto più intuitivo. E il Kume vuole le cose comode. Allora, ok. Sto controllando alcune cose del portatile, scusate. Ok. Beh, che ci siamo, perfetto. Boh, a posten. Ciao Aniello Rendina, ciao Francesco Migliorini, Andrea Riozzi, Matteo Bellinzona, Charmy Music, grande Brescia, sono stato a Brescia, ho parecchi amici a Brescia. Siamo quarti in classifica, dai 7 punti dalla Champions, che ormai insomma, è un'impresa abbastanza impossibile. Ok, Francesco Borgia, me lo godo il Borgia. Cominciamo, dai. Così posso giocare. Oh, siamo anche bene, bene. Purtroppo troppi infortuni, però dai, alla fine ci siamo. Siamo contro il Toro adesso. Ok, ok, ok. Ecco Poleiman. Così posso giocare anche sinceramente in full in schermo intero perché devo giocare per forza in finestra che era abbastanza ripugnante. Classifica gol, siamo messi come? Siamo settimi a 8 gol e cioè, Callejon in fuga, purtroppo. Ok. Vai. Ciao Riccardo Marchesi. Ciao Alberto Scarparo. E si va, Fioi. Con la speranza di fare una buona partita. C'è delle buone partite. Ciao De Maz. Vai, Fioi. Vediamo il partitone. Iniziamo subito di merda. Speriamo di andare al Milan. Pensate tanto andare al Milan. Ha ricevuto offerte di merda però finora, Non ho ricevuto grandi offerte purtroppo. C'è anche l'Europa League. Purtroppo ho visto che Fiori, per carità, meglio pochi ma i comendiani pazzi. Però durante le partite di Coppa c'è sempre un po' meno gente. Però il vero calcio è il calcio comendiano del Palermo veneziano. Subito missile, parata di Art, penso sì. Ciao Maurizio Michelotto, ciao Ricky Gamer. Ragazzi, ho preso The Hunter, il nuovo The Hunter, mamma mia che roba, raga.
giocando tutto a ultra, è mostruoso, mostruoso raga. Infatti dopo sta live mi sparo un video. Ragazzuoli, voglio assolutamente portare a casa i 3 punticini. Veneziano prova un passaggio in profondità, ma si ferma la palla. NBA penso di prenderlo a giorni ragazzi, penso di prenderlo a giorni. Però sono in cielo se prenderlo per PC o Play, perché cioè su quella 1080 cazzo voglio sfruttare la scheda, però voglio capire come utilizzare. Se qualcuno ce l'ha per PC magari se mi può dare una dritta. Quella è l'unica indecisione, perché mi costa anche di meno su PC sinceramente, perché comunque per Play costa ancora tanto, sinceramente è un gioco non più insomma di primo pelo, ecco. Ciao Boa. No, non faccio una serie sulla The Last of Us perché non sono proprio il cume non è adatto per quel tipo di giochi da fare, ce li posso giocare anche da solo, però registrati non mi trovo. È un solo grido, si alzerà, dai cume, la. Ne provo un lancio, proprio la spondona, il cume forse ce la fa e la dà molto bene, bravissimi ragazzi. Poi il cume la perde da somaro proprio. La Fiorentina ha vinto e godo, grandi beautiful per le italiane ragazzi, quindi va benissimo. Sono già in 54 in una giovedì di Europa League, va benissimo. Grazie Vittorio Greco per Darkstar un altro porco, il grande Darkstar che è il zoccolo durissimo del canale. Vai come... però è fallo, questo è fallo, sì che è fallo. Ecco Paola Pecora, è tornato Nicolò ragazzi. E quando c'è Nico si casa. Vabbè, ti consiglio, se hai console, se hai la console sicuramente FIFA. Se hai PC con le mod, anche se questa, ripeto, il Poleman è stato un grande come sempre. Però mi deve trovare la mod, quella ancora più perfetta. Però con le mod su PC PS è più che accettabile. Diciamo che FIFA il problema è che è sempre la stessa roba, anche FIFA, tutti i videogiochi, ormai i giochi di calcio sono la stessa cosa da anni. I tempi d'oro di PES sono finiti e quelli di FIFA a mio parere. Come ci prova di nuovo, ma ancora recupera bene il toro. Guarda collosa. Magari lo sceva di Venezia. Primo tempo veramente orrendo. Mamma mia. Ciao Stefano Ianora, tutto bene, grazie, tutto rego. Tutto rego, me ne frego. Abbassa il volume di gioco. Però ci avete sempre stato così ragazzuoli, L'ho abbassato il più possibile. Iniziano a provare la sponda ignorante, ma non ce la fa. Grazie Music. Il mod è sistemato il PC ragazzi, quindi la carriera su Football Manager sta per cominciare. Abbiamo già scelto le squadre, non vediamo l'ora. Sarà la diretta sul mio e sul suo canale. L'ho abbassato ragazzuoli, il The Big Api l'ho abbassato, il grande Api. E Poleman, dov'è Poleman? Ho bisogno di un Poleman signori. Porta di merda ragazzi. Ho abbassato ragazzuoli, ho abbassato. Non sono grido, si alzerà, fermo un gol, dai la. Il prossimo anno speriamo devono riuscire a segnare un po' di gol in più per andare al Milan. Ciao Massimo Gialea. Comunque NBA arriverà presto ragazzi, la promessa. Ci sarà un namba, come si suol dire. Però se qualcuno ce l'ha per PC deve aggiornarmi sull'ottimizzazione. Guarda Cume come si libera il Cume, prova il tiro e non si sa come ma arriva il gol. Un
ma mi sono fatto anche male, cazzo. 1-0. Il bomber. Ragazzi, quindi così però è sempre stato questa la lentezza, raga, cioè. Non ho cambiato nulla, non ho cambiato. Ed arriva un gol così, proprio solo in pallo, un gol beffardo proprio. Si gonfia la rete, si gonfia la rete. Voglio fare tanti gol, ragazzi, voglio andare al Milan, voglio portare il Milan a vincere qualcosa. Anche perché in live io non ho mai vinto un cazzo, E questa è una cosa che non mi va giù. Tanti bei risultati, però manca quello, il bersaglio grosso. Vai il Cume se ne va. Il Cume se ne va di gran carriera, il Cume scarta tutti. Il Cume è sempre più solo. Fa un gran passaggio. Mamma che azione, mamma mia. Grazie Simone Perossa. Se ne si l'ho fatto vedere prima, sono settimo con 9 gol. Il primo è Kai Home, però con 19, 11 in più purtroppo. Veneziano di testa, madonna. Come siamo partiti. Siamo partiti a cannone, fioi. Siamo partiti egregiamente, sì. Speriamo di avere più infortuni, cazzo. Magari di Catalano. Ma che figura di merda che ha fatto il Barça. Quanto gol, madonna. Certo che è vero, se il Paris Saint-Germain vince la Champions e Ibra dato via, veramente Ibra si suicida stavolta, la cosa abbastanza ufficiale. Il basso volume del gioco, ragazzi, ma è già, non ho fatto niente io, fioi. Io mi dispiace, poi ci vediamo, ma io veramente non ho toccato nulla. No, cazzo. Perché io lo sento pianissimo il volume, raga, oltretutto. Occhio al porco, occhio al deporco, perché è importante vincere questo. No, sono fuori gioco. Bravo. Ha aspettato il momento giusto, guardona, che azione Palermadana. Non ci credo, me l'ha presa, ma arriva il 2. No! Che mangiata colossale. La mia voce si sente poco, è finita la partita, vediamo se posso abbassarli già qua, non lo so, vediamo. Allora, ripresione di sistema, audio. Ciao ragazzi, sempre... Beh, forse no, forse sono aumentati. Siete ragionevoli. Ok. Ma come l'ha fatto aumentare da soli? Raga, aspetto, aggiornamenti. Se così va meglio. Ciao Nico Basile, aspetto gli aggiornamenti. E intanto Vando e Cume. Attenzione, il Cume vuole la doppietta. Il Cume la pretende. No, doveva incrociarla di là. Perché ti ho detto così di merda? Ma no, ma sei un coglione. Ciao Daniel, Andrew Mayweather. Ma non ci credo, che gol mangiato, ma Cristo. Adesso è il doppietto. Vai, non l'ho proprio capito perché non ha incrociato. Ha tirato un tiro di merda, vabbè, la segniamo adesso. E come se ne va? Mamma mia. Aspetto di sapere aggiornamenti se si sente meglio l'audio, raga. Vai Cume, riscattati. Fallaccio, non fischiato. Beh, ora sì Cume, così perfetto, molto bene. E me lo guardo. Però mi sono dato il gol, scusate. Mi sono dato il doppietone ignorante. 1-0 comunque, grande vittoria, dai che stiamo marciando bene comunque. Il Cume marcia, signori, il Cume marcia. Ok, prima partita andata. Riunione in campo. Ho visto Florenzi, mi dispiace tanto per il flop. Mi dispiace veramente tanto, che Florenzi è veramente un grandissimo giocatore. Ok, siamo contro il Delfino Pescara. Oggi sono fra i titolari, che bello, che bello. Ok, vai. Beh, bisogna fare gol, ragazzi, per cercare l'obiettivo Milan. Questo mi sembra sia... No, l'ho appena visto, è il nono gol in campionato. Ma tra l'altro sono stato fuori per 3 mesi per infortunio.
Però abbiamo in Europa League il Celta Vigo e si può battere. L'obiettivo vero è l'Europa League. Ecco, vincere l'Europa League, andare avanti bene. La sì che vuol dire avere gli occhi delle big d'Europa. Speriamo, dai, speriamo. Solo che poi il Milan bisogna vincere però, Perché il Milan non è neanche in zona, cioè probabilmente è messo peggio del Palermo. Sì, Zem è stato al Pescara, sono contento per Zem. Tutte le tabaccheriere di Pescara sono felici per le sigarette. Attenzione, mamma mia, subito a rischio. E Nicola che mi è infortunato, ce l'ho ancora qua, Nicola, quel brutto rincoglionito. Però il buon Poleman dov'è? Lo sento poco, Poleman. Senza Poleman non c'è diretta, perché Poleman è un po' quel qualcosa che va al di là. Intanto mi è arrivato un messaggio da Apicella. Apicella. Grazie Api. Grazie Api per la donation, grazie mille, troppo buono sempre Apicella. Ti stai rovinando qua Api. Devo segnare qua un gol perché almeno questo posso fare. Grazie Api. Sempre troppo gentile Api, è veramente un po' pazzo, anzi. La pazzia dell'Api. Il cume di testa. Grazie Massimo, grazie. Me lo ricordo il cume al Verona. Qualcosa che va. Mamma mia, sto creando dei mostri qua con le terminologie comendiane. Anche bisogna vincere anche questa. Ringrazio ancora Apicella, comunque mitico Api. Come ringrazio tutti voi per il supporto nel star qua sempre a vaneggiare con me, così mi rilasso un po' dalla giornata appena passata, ecco, quindi grazie. Questa è la cosa più bella delle dirette rispetto a registrare, diciamo. Adesso vediamo, adesso sto weekend qua, in base anche agli impegni che ho. Non sto per dopo vorrei giocare, sinceramente, fottesi anche del resto, cioè veramente, tanto se ne frega. Vai come. Ah, peccato. Dai ragazzuoli, dai. Porca trota. Dai fiori, dai che andiamo. Buono, ok. No, che cagatissimo, il cagatone, no. Grazie Charmy Music, siete voi che siete. Mamma mia. Non riusciamo a trovare il gol per questa partita, sì, Apicella è veramente l'uomo più ricco. Apicella anche Enrico Gazza, ma tutti, cioè tutti comunque, cioè chi ha donato e chi no, siete tutti ricchi perché siete ricchi nel mio cuore. Siete un po' porchi, quindi è per questo che siete grandiosi. Quindi siete un po' porchi come indiani, va bene. Grande Api. Però dov'è Polema, ragazzi? Sono un po' in depressione perché manca Paul. Ciao Regio. Dai ragazzuoli, su. Dai, contropiedone ignorante. Guarda il cume. Fallo, no, fuori gioco. Offside. No, fallo, meno male. Ciao Alessandro Goni, ciao Scendi. Ah, peccato, speravo subito nel passaggio giusto. Fallo! Darkstar ha regalato 100 euro, benissimo, quindi può andare a mignotte. Questo in realtà è il messaggio subliminale del buon Dark. Dai comandone, regalaci il sogno. Bellissimo passaggio, signori. Mamma mia. E il Cume la ruba, ma è troppo lunga. Cazzo, problemi di connessione, ragazzi. Hashtag il Paul ha problemi di connessione. Ci sarebbe bello, cazzo, un raduno tra di noi. Beh, sì, Monte Carlo purtroppo riattacco la registrazione. Paf. Ma vaffanculo. No, l'Inter assolutamente no. Mi dispiace, ma nell'internazionale FC proprio no. Con tutto il rispetto, però no.
Serviamo Pauls, ragazzi, save Paul. E sto Milan, ragazzi, non lo so, ora vendiamo? No, sti cazzo di cinesi, non ce la faccio più, raga, veramente. Cioè, Berlusconi ci ha regalato tutto. Però, cioè, voglia di vedere un mercato scoppiettante, cazzo. Cioè, mi sono rotto i coglioni, sinceramente, di vedere vincere la Juventus. Ma no, perché io la Juve l'ho sempre stimata, Però, cazzo, cioè, veramente la Serie A è la cosa più noiosa in natura ormai. E vediamo la Champions. Certo, comunque, la Champions League, secondo me, c'era qualche colpo a sorpresa, io ve lo dico, ragazzi, sto raduno qua, anche questa sembra una cosa... La rimanico la primavera, ragazzi, adesso vediamo come fare. Magari ci sentiamo in privato per organizzare il tutto e ci spariamo il raduno ignorante, perché siamo tutti noi un po' ignoranti. Soprattutto il Cume che deve segnare contro il Pescara. Il Cume se ne va, e poi la perde ma la recupera. Costo Cumendiano. Non ci credo, non ci voglio credere. No, fuori gioco, vaffancuore. E te cosa fa la Juve in Champions? Dipende da tanti fattori. Se la Juve però gioca come sa e si toglie via un po' questa, diciamo, negatività da Coppa, può dire sicuramente la sua. È chiaro che sono squadre superiori a livello di organico, però la Juve non può comunque arrivare in finale. Sicuramente certe squadre ripetono un organico superiore, però le squadre italiane non sono mai facili da affrontare, ragazzi. Forse sono fermo un po' il calcio anni 90 dove eravamo dominavamo, però le squadre italiane sono comunque rognose. Una squadra con più esperienza del Napoli poteva sicuramente dare più fastidio al Real. È che il Napoli si vede che non ha l'esperienza di giocare quelle partite. Però ecco, sicuramente la Juve solo 1-0, o il Milan di una volta, l'Inter poteva fare molto meglio solo 1-0. No, di là il Napoli purtroppo non ha saputo gestire il risultato. No, aspetta un attimo, Gazza. No, mi è arrivata. Anche se non sono su OBS mi può arrivare tranquillamente la notifica, vediamo. Sì, mi è arrivata infatti, eccola qua. Grazie, Gazza. Mamma mia, Gazza. Altro pazzoide. Grazie mille, Gazza. Mi è arrivata, sì, mi arriva sul telefonino, mi arriva. La ringrazio, dottore. Siamo un po' meno, ragazzi, perché quando sono le partite di solito si collegano dopo le partite di solito, ma comunque chi se ne fotte siamo noi, quindi questo è quello che conta. Questo è quel che conta. Grazie ancora Gazza, grazie a Lapi, grazie a Gazza, grazie a tutti. Mi dispiace per Paul che c'ha la connessione di merda. Occhio, mamma mia. Comunque ragazzi, The Hunter nuovo compratelo, una bestia di gioco. Se non fai questo la picella. Ah, grande Api, grande Api. Purtroppo non arriverà il gol, pazienza. Ecco Andrea Persiani. Oh, Dio mio. 0-0 un po' colloso. No, beh, con le donazioni ti posso dare poco, forse, cioè, piuttosto con lo stipendio, ma con le donazioni con YouTube non ti fai tanto. Un attimo solo, ragazzi. Ok. Sì, molto scandaloso. Chi è FIFA Hit? Scusate ragazzi, chi? Non lo so. Non so neanche chi sia sinceramente. Siamo contro il Napoli. Ecco Sidoti, e Rispoli, e Partesotti, di Cannistrà, Riccardo Verdi. Siamo contro il Naples. Vai ragazzuoli.
è questa. Voglio dominare tutto. Adesso quel Pescara ha fatto cagare in realtà. Dai che bisogna segnare gol per andare al Milan, cazzo. Veneziano prova il missile, parata del portiere di Rafael. Ma Perossa, ma vai tranquillo, Perossa, tu devi tenere i soldi per fare il modello, Perossa. Io un giorno ti voglio vedere in passerella e dopo mi chiami, così con tutte le modelle che conosci, però non quelle secche, drogate, ma quelle fighe, e andiamo a fighe insieme. Questo è l'obiettivo, Perossa. Questo è il nostro obiettivo. Dopo decidi un po' tu cosa sia meglio, se le donazioni o andare a figa così. Boh, peccato. Molto molto peccato. Allora, aspetta un attimo. Ciao Pancaldi. Ah, ok, vabbè, non lo conoscevo. Vabbè, cioè, mi ha mollato perché? Perché ho trovato un lavoro serio, perché come mai? Si è rotto le balle? Beh, comodissimo. Ah, peccato. No, peccato. Grande Perossa. Vai, benissimo. Presto su Discovery Channel. Eh sì, raga, eh sì. Dimmi, Api. Cosa c'è, Api? Perché non esco più. Siamo sempre una circa settantina per il momento. Mi ricordo, mi ricordo. Comunque la Roma... aggiornatemi sulla Roma comunque, raga, perché... Cazzo, la Roma deve vincere oggi, Faccio sempre fatica contro il Napoli, cazzo, sto gioco. Fuori gioco, Rancuter. MotoGP, che era io l'ultimo MotoGP mi ha fatto cagare, quindi non l'ho comprato, cioè non l'ho più andato avanti perché alla lunga mi ha stufato, e poi con l'ultimo aggiornamento MotoGP proprio boh, sembrava tutto un altro gioco sinceramente. MotoGP, speriamo nel prossimo, però anche là devono cambiare perché mi sono rotto un po' i maroni, Grazie per lo 0-0. Vabbè, deciso di smettere, cioè, ha fatto bene, allora anch'io posso, cioè, adesso è chiaro che cioè, se penso a quanto registravo 5 anni fa e quanto registro adesso, la differenza è abissale. Però è chiaro, però sicuramente il canale non morirà mai, c'è anche un video ogni tanto, magari non so, 40 anni, che cazzo ne so, però è sempre una tua creazione, una tua creatura, quindi non si può mollare un canale. Poi chissà, magari fra 20 anni ci ribecchiamo, sì, vabbè, come proprio una cosa impossibile, vabbè. Chissà, siamo tutti quanti vecchiacci e magari ci saranno le carriere comendiane con il Cume di 45 anni, tutto così, tutto rimbambito. Ciao Fede. Ragazzi, ho visto che ormai va di moda scrivere libri, no? Ma perché non ne scriviamo uno anche noi? Come si dice? Le terminologie comendiane. La storia di un uomo che ha cambiato il dizionario. Sarebbe bellissimo. Vai Cume! Vai Cume che... Ah, peccato. Sì, beh, F1 è una roba. Infatti io spero che la Codemasters tenga i diritti e che possano creare il gioco ancora più perfetto, magari con ste cazzo di sovraimpressioni ufficiali che... Ma perché non le mettono più, Cristo di un Dio? Come giudichi YouTube oggi? YouTube oggi è una merda, purtroppo. Il Cume su Prostata Simulator. No, su Figa Simulator piuttosto. Cioè adesso YouTube purtroppo è diventato un mezzo, cioè ormai è solo business allo stato puro. Questo è il problema. Quindi diventa forse meno reale e più commerciale. Vai Cume, che cazzo. Il Cume se ne va qua bene. Il Cume per metterla in mezzo niente da fare. Però sento che ci sono stati infortuni, non sono il Cume di inizio stagione. Oh, grande Roma, 1-0 per la magica. Oh, Roma. 1-0 per la magica.
Poi io sì, dai, cioè, il libro su come ho cambiato il dizionario è stupendo. Cioè, il mio libro non è neanche una storia neanche da far diciamo descrizioni o biografie di cose, ma proprio solo le citazioni del Cume. Copie vendute 3. Io, il Bode e Miam. No, ragazzi, guardate chi è tornato dopo mesi, mesi e mesi. Ciao Eli. Ciao Eli, ciao Eli, ciao Eli. È tornata la Eli, ragazzi. Quindi trattatemela bene, mi raccomando, mi incazzo, perché la Eli anche lei è dello zoccolo duro. Incredibile. È tornata, ragazzi, è tornata. L'unica al mondo del superstite. Questo è veramente l'idolo della curva, è proprio. Cazzo, però. Un bel. Ah, una triangolazione purtroppo nata male. La Eli più famosa del Cum, assolutamente, ragazzi. Grande, grande. Noi vogliamo una diretta della Eli, cioè Eli ci dice di fare una diretta su un gioco che vuoi. Ti vogliamo vedere là. Ecco, guardate l'Api come ci prova subito, grande Api. Api Bomberone, piacere, piacere Api. Grandi, l'apicella ha capito tutto, Fiori, grande Api. Bomber Api, Bomber Api. Non me lo vedevo l'Api un bomberone, dai cazzo, però cerchiamo di segnare, noi pensiamo a segnare invece. Api pensa a cuccare, noi pensiamo a segnare invece. Le grandi dirette della vogliamo la diretta della allora, chiaramente quando non la sto facendo io perché se no non la posso vedere, ma ci sono sicuro, guarda, veramente. Ma cos'ha Polema? Ragazzi, Polema non ci considera più. Polema è entrato in un mondo ovattato, fatto di cose strane. Ti prego, Paul, parlaci dei tuoi problemi, Paul. E tu, cazzo, sei il leader delle dirette, cazzo, non mi puoi morire così. No, ma Paola Pecora in realtà è un ragazzo, si chiama Nicolò. È un fisico bestiale. Grande Nico. Dai, Fiori, però, dai, cazzo, distenditi, distenditi. Bravo, Cuba. Questa è una bella giocata. Sì, ma un tiro di merda, però, niente da fare. Grande Api. No, Polema, ma non scrivi a me, non mi scrivi a me, io sono geloso, Paul. Perché. Dai, Paul, per cortesia. Ora che sei tu il Cume rende. Ai ai ai. Vabbè, il Milan è qua, dai Milan, cerca di arrivare terzo così poi andiamo in Champions, cacchiolina. Ok, Europa League, ragazzi, adesso da stare calmi, perché ho 7 righe bisogna vincere. Come strafatto. Dai, sono Europa League qua per solo così possiamo prendere, diciamo, avere la possibilità di andare nelle big. Sì, sì, voglio le foto intime del Paul, perché ragazzi il Paul, anche lui, è un'entità particolare, il buon Paul. E insomma è tornata anche la nostra Eli, meglio di così, un giovedì meraviglioso. Vai. Ragazzi, adesso però concentrazione, tutti quanti per un unico obiettivo, l'Europa League. Ecco, cominciamo bene, vaffanculo. Era Poplio. Poplio ha capito tutto proprio. Ormai lei ha preso il dominio della chat. Anche Polema era in crisi, signori. Speriamo, cazzo, l'Europa League è fondamentale perché è così che prendiamo, cioè, gli osservatori possono ammirare il talento del talentissimo. Vai come me. Se non è per quell'infortunio col Braga e dopo con Nicola. 3 mesi fuori ho fatto in totale, sono tantissimi.
Celta Vigo in casa, dobbiamo prendere gol. Vabbè, una live con la Eli, cazzo, cioè... Ma perché non si deve fare una live tutti insieme, cavolo? Cioè, proprio la classica... Non so però se si possa fare una roba del genere, cioè... Dopo la classica diretta dove al posto di chattare parliamo, però forse è un casino... Mamma mia. Questa cosa sinceramente ci sto pensando, però non so come, su Skype forse è l'unica. O su stream? Sì, su Steam. Sì, su stream, cioè. E beh, la Eli chiaramente sia il raduno comediano, ci mancherebbe anche altro. Però dovete fare i bravi, cazzo, cioè... Dovete provarci subito, Perché la Eli è una brava ragazza, io lo so. Ed è una ragazza romantica, quindi vuole un uomo cavaliere, quindi niente porcaggini, raga. No, Darkstar, però, no, Darkstar non puoi farmi questo, non esiste che te ne vai, Darkstar. Non mi interessa se devi fare qualsiasi cosa, tu devi stare qua con noi. Ma stanno giocando di merda, però, tutto il rispetto per la merda. Beh, si raduna a Venezia, cioè in Plaza San Marcus a dominare, cacchio. Beh, ragazzuoli, dai che andiamo. Dai che andiamo. Niente, ma si sono proprio passaggi da cioccolatai, però, con tutto il rispetto per i cioccolatai, ma il Cume la recupera per riperderla, bene. Va, no, ancora errore, ma puttana miseria, oh. Come piove da te? No, bella giornata oggi. Niente. No, bisogna che... Cioè, sicuramente bisogna... No, in primavera magari, in primavera io ragazzi, guarda che non... Mamma mia! Io non ho problemi a organizzare, che voglio capire quante persone, perché se andiamo in tre, cioè veramente facciamo... Cioè, a sto punto portate anche la sorella. Cioè, scusa. Dai ragazzuoli, vai l'incornata, vai l'incornata, vai l'incornata. Il cubo di testa e ancora me la... Madonna, ma che sfiga, oh. Ma io ragazzi non so come si fa a mettere moderatrici le persone, quindi, cioè, oltretutto... Proprio non lo so, sinceramente. Anche sono del tablet. Il dio Pontatus, è stato meraviglioso il dio Pontatus. Dai raga, un golletto bisogna farlo però, bella giocata questa per poi riperderla. Mamma mia, il Cume veramente è in condizioni non eccelse. No, no, non puoi darmi la munizione però, dai. Non puoi darmi la munizione. Ah, vaffanculo. Cume, tu sei sfighi? No, chi sei sfighi? Non lo so. Spero non sia una parolaccia. Non so, non ne conosco il significato purtroppo. Cosa, non ho capito Perossa. Cosa ha scritto Perossa? Il 31 febbraio ha scritto il Perossa. Il nostro modellino. Sì, ma io non ho capito Eli cosa vuol dire sfighi. Ecco. Grazie. Eccola là. Ai ai ai. Ah, Eli. Mi stavi così simpatica. Vedi ragazzi, cioè, bisogna fare così con le ragazze, bisogna fare un po', fare i bad boy, capito? Si comincia da lì corda, poi si montano la testa e cominciano a romperti le balle, capito? No, spero di no, cazzo. Spero di no. Fallaccio del Cume. Perché non riesco a cambiare su sto modo qua non c'è il selettore purtroppo per cambiare i tabelloni. Occhio. Mamma mia. Dai però ragazzuoli. Ok, vai che andiamo.
Dai, però, che la puttanona della miseria. Non ho capito, no, Api, non ho capito. E il Perossino, non ho capito Perossino. Di come ci prova ancora, ma non va proprio, cosa vuole fare? Vabbè, lì però certe cose ce le puoi dire al bomber Kume, cioè, capito? Perché dopo ne va della sua reputazione da bomber. Vai, venezianone, madonna, si fa un autopassaggio e la mette! E io sto qui e silenzio il bomber. Sì, con questo gol in Europa ci bombiamo qualsiasi cosa di sesso femminile, perché ragazzi, c'è l'autopassaggio storico, fioi, mamma che gol. Ecco. I tempi d'oro del Kume. Dove sono finiti i tempi d'oro del Kume? Ormai il Kume, ragazzi, ormai il Kume è una persona seria. Vuole cercare la ragazza, quella importante, quella per condividere esperienze importanti, non solo sessuali. Cioè, dai. Ormai purtroppo non sono più un sbarbatello. Non posso più fare il bomber come il Perossa. Ormai è Perossa che ha tutto. Vai ragazzuoli, vai. Ah, peccato. Vai Kume, spondona perfetta. Bellissimo. Dai, secondo. Mamma mia. Il gol per la Eli. Ma cos'è sta roba? Bello invece, bravo, bravo. No, il Kume no, il Kume è una persona seria, sì, adesso. Anche troppo forse, perché qua ad aspettare la donna giusta, cazzo, fai tempo a fare le radici, porca puttana, una più zoccola di st'altra. Ai ai ai. Meglio Rosy Bindi e Mara Maionchi, no, meglio Perossa, piuttosto mi trombo il Perossa, con tutto il rispetto, cioè, vai Kume. Ma Dio Cristo, no, proprio non possiamo fare un raffronto così, cioè. Ciao Giosuetto, esatto, cerchiamo di portare a casa di 84, ve li stanno salendo le persone, salgono, sale tutto. Vedi che lei li ha capito. Ciao Kakam, perché tu sei un po' Kakam, lo sai. Che onore Kume. Che onore Kume. Vabbè, sì, doti, ma vabbè, ma le zoccole le trovi sempre, cioè, nel senso, belle o brutte, se ti accontenti anche dei cessi, trovi sempre qualcuna che ha voglia di fare qualcosa. Il problema è che quella seria non esiste. Cioè, non esiste, sono pochissime ormai, ragazzi, purtroppo. E se ci sono, purtroppo, sono nascoste, non lo so dove cazzo sono. Ormai proprio l'egoismo è ai massimi. Ah, peccato. Adesso pensano solo alle scarpette, allo sprizzetto, e ti fanno le corna subito. Io spero non sia mai successo, però, per carità, anche tanti ragazzi fanno cagare perché le sfruttano e basta per una trombata, però, vabbè, basta questi discorsi seri. Oh, poi siamo in chat del Kume, non siamo a stranamore. Dai, cerchiamo di vincerla, cacchio. Rodo tu per os. Ciao Simone Vanzi. De Maz, grande De Maz. Mamma mia. Ok, buona vittoria. Per Benito Mussolini è arrivato. Vedi, Poleman vuole subito anche lui la ribalta, vuole anche Poleman, vuole i rapporti con me, però.
Lo so, Gianello, bisogna sparare le cazzate qua. Bisogna sparare le cazzate. Però quando si parla di donne bisogna stare seri, perché qua non siamo più sbarbatelli qua. Ok, c'è la Fiorentina. Ciao Jacopo Remigi. Il malesiano di merda, De Maz. De Maz, altro bomber da discoteche. Picciottino. Vigo è stata conquistata, in realtà ancora no, però manca poco. Ah. Beh ragazzuoli che andiamo. Vai Fiori, belli, ecco, Palermo Fiorentina è la partita più bella a livello cromatico, rosa e viola, proprio colori più belli del mondo. Aspetta un attimo qua, un problema tecnico-tattico, ok, risolto. Sta live non lo so, finché c'è voglia si registra, cioè si fa. Sono pova come il Cume, il Cume ormai, sto Cume. Attenzione, vai veneziano, subito il Cume, vuole un tiro impossibile, oh buono, buono, buono. Dai cazzo, un bel bombone di testa. Niente, niente. Mamma mia, buono, buono. E lì purtroppo, questo te lo dico in maniera seria, ho notato che il 90% delle ragazze che fanno successo su YouTube è perché mostrano le tette o fanno le zoccolette, cioè... E quindi purtroppo, a parte che per esempio una bravissima, bella ragazza e che fa bellissimi video e mi sembra che è una fia seria è Kuro Lili, ecco lei è veramente brava, cazzo. Mi sembra una ragazza seria che non ha bisogno di mostrare la mercanzia. Ed è anche una bella ragazza, questo non è mai una cosa negativa. Il Cume, mamma, fuori di poco. Lo so, Eli, lo so, lo so. Purtroppo è così. Lo so bene, lo so bene. Vai, 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 vai. Niente da fare. Ci siamo mangiati un gol pesantino, lo so, lo so. Dai, che ha bisogno di gol per andare al Milan. Dai, Cume, questo è bello! Questo è bello! Cosa mi ha preso? Lezzerini, ma che cazzo mi ha preso? Sì, fai bene, no, seguila ancora Lili, perché io non la seguo tantissimo, però da quello che ho visto è brava, cazzo. Bella e brava. Sì, ho capito, Polema, cioè che non guastano mai, però non può essere che una persona abbia milioni di iscritti per quelle, cioè. Tante ragazze hanno le tette, insomma, cioè, anzi tutte, chi più chi meno. Forse anche lo stesso Polema ha le tette. Bravo, ecco, dai. No! È caduto come un sacco di merda, ma dai, ma non che credo. Però la recupera di gran carriera, bravissimo Kume, il palermitano Kume. È il palermitano. Fallo, niente. Quanti errori sta partita. Però stiamo giocando bene. Il Kume prova a entrare di sinistro. Ancora parata. Che hanno pagato in quel modo, hanno suonato il flauto, scusa non ho capito Eli. Hanno suonato il flauto per entrare per entrare in conservatorio. Che per carità è anche coerente suonare il flauto, però. Lo so che sei palermitana, lo so. Io la mia ultima ex era siciliana, quindi fai te.
Hop, bravissimo, dai Comendino. Stiamo giocando alla grande, non riusciamo a trovare il gol. Sì, come, vabbè, cioè, se siamo suonato il flauto, cosa ci puoi fare? Tu rimani te stessa e non suonare il flauto, mi raccomando. O quantomeno, se sei innamorata del tuo ragazzo, puoi fare quello che vuoi, però non farlo per entrare da qualche parte, ecco. Ci pensa Polaiman a suonare flauti, perché Polaiman è esperto, purtroppo. Bravo Michelotto, mi piace la professionalità di Michelotto di quest'oggi. Occio. No! Ah no, è fuori gioco, meno male, meno male. Ho tratto così alla cazzo, meno male. Marcia sul culo. Dai Benito, cazzo, riconquistiamo quest'Italia. Porca puttana. Vai Fioi. Il Cume la recupera molto bene, però è troppo defilato. Il defilé cumendiano. Ai ai ai. Sì, sta live ha preso una piega veramente, veramente di merda. Merda, no, non ci credo. Ma le live cumendiane parlano di tutto fuorché di PES. Questo non va bene perché poi non riesco a segnare, ragazzi. Adesso parliamo solo di PES e di cose serie. Sì, veramente si doti, veramente. Vabbè, la corruzione. Cioè, suonare flauti per entrare al conservatorio l'ho mai sentita, nel senso veramente tristissima. Almeno suona flauti per andare in televisione, cazzo. Cumendiani di terra, di mare, dell'aria. Camiceriere della rivoluzione. Mamma mia. Marcia su Venezia. Qua ci arrestano tutti, cazzo. Vai Fioi, dai Cume, cacchio. Niente da fare, non riusciamo a trovare il gol. Dai, sentiamo Eli, non so, non ho capito se vuoi parlarne qua o in separata sede, in privato. Vabbè, a parte gli scherzi, cosa è successo? Spero una cosa bella, però, che leggo una cazzata. Dai, però, che cazzo. Vai, questo. No, non è fuori gioco, Cristo di un meraviglioso. Però se è una live, vediamo, dai, vediamo. Perché devo farmi ancora non più neanche le live, cazzo. Cioè, sì, il live, c'è il network. E questa è buona, questa devo segnare per tutti voi ragazzi. Ma perché? No, vabbè, ma sei più lento di un Mussolini avariato, cazzo. Ma che cazzo di roba è? Mamma mia, un bolso. Mamma mia, che schifo, raga. Che merda, che merduna. Oddio, Eli, sta di me ste robe, però, Eli, non mi puoi dire così. Va bene, con volentieri, se ne vuoi parlare, cioè, ben volentieri. Dai, cazzo, spondona tattica, niente da fare. Merda. Dai, che cacchio, mamma mia, oh. Mamma che momento di merda. Mamma che... Dai, buttiamo via sto momento, devo tirare subito. Me la fregano comunque. Niente, la Fiorentina oggi in difesa. Tutti i baresi, cazzo.
Va bene Eli, assolutamente. Se posso dare consigli, ben volentieri. Un abbracciotto per la Eli e anche per Polema, che sennò poi si gelosisce Polema. No! Ma ha voluto per cosa? Sì, va bene. Ciao amore, ciao, ti voglio bene. Commenda pescarese. E finisce qua. Campionato, ci stiamo rallentando in campionato, eh. Un pareggio che non mi va a quarti. Basta, ormai la Champions League è andata. Galleggiamo nel quarto o quinto posto, che per verità per il Palermo va anche bene. Adesso Fio il ritorno. Speriamo di giocarlo, essere squalificati, cazzo. Stiamo attenti adesso. No, titolari, meno male. Va bene, Eli. Ok. Ok. Ok, stadio del Bailado. Scusate un attimo ragazzi, arrivo subito. Scusate un attimo, messaggini comendiani. Vai. Speriamo bene questo ritorno. Cazzo che bello, è stato fatto benissimo questo stadio, però bravo. Dai Fio, dai che andiamo, portiamo a... Ma che cazzo di... Ma che... È la stessa maglia solita, perché è grigia? No Fio. O è un vaneggio, non lo so. Dai cazzo che in Europa stiamo giocando alla grande. Ti prego, andiamo agli ottavi. Come quando facciamo una live insieme? Questa è una bella domanda, Io voglio fare una diretta, ne avevo già pensato cioè fare una, diciamo, una live dove la chat non è scritta ma praticamente è vocale, dove parliamo tutti insieme, è un po' un casino. Però magari con lo zoccolo duro, ecco, non lo so. Ci sto pensando. Comunque è chiaro che ci sei anche tu perché tu sei lo zoccolo duro, quindi assolutamente. E facciamolo, ma devo un attimo organizzare, però è un po' dura così. Dai, Kume. Il gol qualificazione. Buon tiro. Cosa fa il portiere? Che cazzo di cappellona del portiere, peccato. Ai ai ai. Ocio. Mamma mia. Scusate un attimo, porca mignottina. Che... Ok. Vai, scusate ragazzi, sono problemi tecnico-tattici. Oddio, ci sono problemi con la diretta, Fioi?
Eh sì, vedo problemi. Ai ai ai, aspetta un attimo. Ci sono problemini. Come mai? Come mai? È partita anche qua, cazzo, mi sembra impossibile però. Qual è il problema? Perché sti problemi? Che due maroni però, Cristo santo. Ma va o no sta rincoglionita di diretta? Tutto a posto come? Connessione interrotta, ma che cazzo? Ah, ora va, vabbè, perfetto. Mamma mia che domaroni. Vai, comandissimo. Mamma mia, se trova sto gol, ciao. Ok, ok, un piccolo vaneggio allora. Come di testa, peccato. Ma va adesso ragazzi perché mi vedo un po' di problemi. Che palle oh. Ok, adesso forse va. Ok. Mamma mia oh. Sto schizzando in serbo-croato antico, neanche moderno. Proprio con l'Europa League poi. Ok. Ma quella live adesso non possiamo, cioè adesso non ce la possiamo fare. Bisogna un attimo organizzarla, fioi. Ciao Massimo Gialea. L'eramaico antico. Dai, segniamola. No, passarmela! Ah, forse l'ho chiamata per sbaglio. Ah, sì, è colpa mia. Mai colpa proprio. Dai, bravissimo, che giro! Mamma che azione! No, 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 no. Mamma mia. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Ma porca di quella porca. Il classico Pontatus. Mamma mia, cosa hanno rischiato? Il dio Pontatus. Ocio, no, non prendiamolo, non prendiamolo, non prendiamolo. L'Europa League è troppo fondamentale per la carriera come indiana. No, ma ecco, ci stiamo rimbambendo, ragazzi, è ufficiale. È tutto abbastanza ufficiale in questo mondo. No! Devo stare calmo perché viene da far farlo e non devo farlo perché sennò ciao per la prossima partita. Ok, mamma mia. Ai ai ai. Per un orario di giorno decente.
Beh, parlare a voce col Kuma è una cosa importantissima. Raga, sono un po' teso, ragazzi, bisogna seguire qualcuno però, perché ho bisogno del vostro supporto e dei vostri cori. Solo così posso entrare nel tabellone degli ottavi. E serve un onore col Palermo, ragazzi. Dai, fiori, però. Un gol per chiuderla, un golletto per chiuderla. Ottima sponda. Vai, distendiamoci. Vai alla distensione finale. Ma che spoccio, ma me ne prendono tutte in sto periodo. Grazie ragazzi, dai, con il supporto forse riusciamo a sfangarla. Aia, no! Mamma mia, ragazzuoli, no! Stiamo soffrendo oggi. Oggi si soffre, purtroppo. Dai, però, dai. No! Poteva andarsene nel Kuma di gran carriera, invece se ne va a fancuore. Niente. Eccolo qua. Dio Cristo, adesso si soffre. Tutto da rifare, impietriti. Adesso ragazzi o ci concentriamo, sono cazzi, Ma adesso ragazzi o giochiamo di squadra tutti quanti insieme per un solo obiettivo o veramente mi girano i maroni. Non con voi ma con PES giochiamo veramente a Hello Kitty. Dio Cristo, non possiamo buttare via. Ci siamo mangiati il male nel primo tempo. Dai cazzo, dai di rabbia. Ma porca di quella porca. Ma dai, ma che sporco. Ma perché se no riprendiamo anche il 2-0 andiamo fuori. Sta buono. Occhio! Ma no! Mamma mia. Dai, cacchio, dai. Dai però raga, dai cavolo. Adesso mi leva sicuramente anche, perché sono stanco. Oddio, gol. Adesso il mister mi leva perché sono stanco, quindi non faccio neanche i supplementari. E la perdiamo. Dai cazzo, dai la fine, dai bomber. Il bomber poteva... ho preferito passarla. Dio. Dai calma. Dai, Ma vai a fare in culo, figlio di una gran... Madonna. No, mi sta salendo il nazismo acuto, figlio. Mi sta salendo il nazismo sempre più acuto. Stiamo dominando e la stiamo perdendo. Era la salva anche, la salva. Grande Eli.
Adesso mi leva, adesso sicuramente mi leva perché è un coglione. Ecco là, ma vai a fare in culo, figlio di Troia. Go! No! È scriptata. No, basta, me ne vado. No, basta, me ne vado. No, vabbè, dai, cioè, ma veramente mi girano i coglioni, faccio un culo così per cercare di portare a casa la qualificazione. Sti stronzi si mangiano tutto, vabbè. Ma allora, cioè, vabbè, lasciamo perdere. Sì, il cupolotto cumendiano proprio. 7 tiri a 3, sti stronzi. Come la Slovenia, scommettiamo come la Slovenia. E basta un gol, l'abbiamo chiusa con un gol. Col 2-1 passiamo noi. Col 2-1 per loro. Dai, cazzo, stiamo dominando, Cristo, dai! Sì, sì, classico inciuso di Vigo, ma i vighiani, ragazzi, sono un po' porchi. Dai, fioi, dai. Dai, sto gol, la meritiamo la qualificazione. Non possiamo buttare via tutto così. Dai! Non ci credo, questi qua sono più sculati di una merda in calore. No, i rigori, cazzo, no, i rigori. Stare anche attento per non devo velocizzare gli ultimi minuti. Dai che fallo, dai che fallo. Ti saluto Eli, ti voglio bene, però dobbiamo vincere. Tira! Go! No! No, vabbè, guarda, lasciamo perdere proprio, lasciamo proprio perdere. Andiamo normale. Ragazzi, ho paura che... Occhio, ragazzi, occhio, portiere! Mamma mia, che brutta. Si va ai calci di rigore. Incredibile. Incredibile lo schifo di Vigo. Lo schifo di Vigo, signori. Dai. Tutto ci siamo mangiati. Ragazzi, preghiamo il Signore, non si sa più cosa dire. Dai, Godo, che cazzo è? Godo. Non mi importa, godo. Oh, ti prego, subito cominciamo bene, ti prego. Palo, stiamo calmi, silenzio. 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 Calma. 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 Siamo agli ottavi, Beppe! Siamo agli ottavi! Mangiatevi sto pacco! E vaffancuore! Sì!
e godo. Sì, comunque è vero, i rigori di PES fan cagare i morti. Mamma mia. Mamma mia, meno male, meno male, porca mignotta. Per fortuna, ragazzuoli, per fortuna, miracolo biblico, proprio, De Biblicus, il Biblicus. Vigo conquistata, cazzo, siamo agli ottavi. E vaffanculo. Siamo contro il Milan adesso. Ciao Gabriele. Non devo riprendermi. Vai. No, sono distrutto, Fioi. C'è la stanchezza proprio nel volto del cume. Mamma mia, siamo agli ottavi, cazzo, siamo agli ottavi, con veramente un rigore di merda. L'ultimo rigore che mi ha tirato noi è una cosa orrenda proprio. Però dai, soddisfazione c'è, la soddisfazione c'è, sono i miracoli con sto Palermo, meno male che non dovevo andare. Meno male. Dai, che forse la mia prossima squadra è il Milan, speriamo. Si fa un po' cagare, però la portiamo su noi. Vai Venezianone. Vai Venezianone. Bello, mi è piaciuto questo. Dai, cerchiamo di fare un gol al Milan così poi sono più invogliati a comprarmi, cazzo. Occhio. Vai ragazzuoli. Il missile del cume, fuori di poco. Fuori di poco. Ciao Michelotto. Dai però, mamma mia, mamma mia. No, attenzione Niang. Bravo portiere. Dai, passala in mezzo, ma prima. Mamma mia che sinistro. Mamma che sinistro del cume. E vai di selfie, mamma mia. Grandissimo gol questo, veramente un gran gol. Gol della Roma intanto, bene, 2-0 godo, sono contentissimo. Grande gol di Veneziano. Super gol. Il bomber rifrancato del passaggio del turno. Ha tirato fuori veramente un cioccolatino, Cioccolatino comendiano. Il camerata cume. Oh, c'è un Bayern Yang. Oh, vai. Niente da fare. Dai Fioi, dai. Ma porca di quella porca. Dai Cume, vai, vogliamo il... bel tiro al volo, bravo. Il tipico piede italico. Sì, sono troppo contento per la vittoria della Fiorentina e poi ho vinto con una delle mie maglie preferite che... Mi ricordo la maglia della Fiorentina della stagione 2006-2007, quella rossa, con il grande Lucone Toni. La mia maglia preferita della Viola, proprio quella rossa mi piace troppo, cazzo. Vai, lanciami! Forse mi dà il fuorigioco, comunque lunga purtroppo.
Vai Spondona, bravissimo. Ecco, bravissimo una sega però. Ai ai ai. Bella Fiorentina, sì. Vai. Ok Eli, un abbraccio. Ciao bella, ciao. Dai però. Mamma mia. Dai cazzo. Ma che tiro è? Ah beh dai, non era malissimo. E anche Fabione, fai il bravo Fabione. Occhio. Dai ragazzuoli, dai. No. Dai Kume, vogliamo la doppiettona contro il Milan che così dopo ci comprano il prossimo anno. Sponda perfetta. Madonna se entrava questo, giuro che striptease comandiano, cazzo. Che bello. Peccatus. Sì, no, me la sono vista, sì, l'allenatore del pallone, cazzo, l'ho visto tipo 200.000 volte. Dai, lanciami, no, non mi lancia più ormai. Guarda che lancio di merda. Occhio. Ok. Vai che andiamo. Dai che forse è buona questa, peccatus. Siamo qui con il cuore, diavolo vinci per noi. Non oggi però. Ecco. Cicori e Susitto me la mette, ma fa cuore. Ah, Dio mio. 1-1 purtroppo. Dai, cavolo, niente, siamo in un momento veramente... Per carità, se il Milan vince però anche meglio, perché se prendiamo il Milan magari c'è la speranzella di un posto in Champions, però non possiamo magheggiarla così. Ah, Dio mio. Allora, ma che cazzo... Mamma mia. Entra Ebete. Mamma mia, dai. Ancora in campo, porco Donati. In verità almeno ci dà da fare, poi è scarsissimo coi piedi, però quantomeno un po' di cuore ce l'ha. In testa, dai Kume. C'è bisogno del doppiettone ignorante. Vai Kume! Non ci credo, palo indegno. Palo indegno. Palo indegno.
Ma quella troiona di tua mamma, che è una santa donna. Guarda che stop! Ma guarda che palo che ho preso. Sembra che sfigate, però. In verità, meglio sfiga in campionato, che tanto, insomma, in campionato non possiamo arrivare in Champions. L'Europa League teoricamente la possiamo conquistare. Però, cazzo. Era bella la doppietta del Milan. Pazienza. Pazienza. Occhio. Occhio. Bravi, fiori, bravi. Dai, come, bravi. Madonna, bellissima giocata, però che sono... Guarda che roba! Dalla subito. Nola! Ma te l'ho anche chiamata, se la tira al volo. Gol! No! Puttana miseria. Dai, come adesso, lo vogliamo adesso. Lo vogliamo adesso, dai che sbaglia Gabriel, è uscita. Niente da fare. 1-1, peccato, giochiamo bene però, è Gran Palermo. Gran Palermo, siamo anche un po' sfortunati purtroppo. Sì, Vangione Zapata l'ho visto, Api. Porca miseria, oh. 30 partite e 15 gol comunque, un gol ogni 2 partite. Il Palermo del Sexy Come. Adesso c'è la Lazio, però sinceramente qua a Lazio vado in, me la salto perché voglio essere bello pronto per la Coppa, perché ragazzi mi interessa più la Coppa. Scusate, ma stavolta voglio provare a fare questa magheggiata, speriamo di non pagarla. Ecco, perdiamo solo 4-1, Dio. Porca puttana. Vabbè, 84 già comunque, Galatasaray, se voglio concentrarmi sull'Europa League. Vabbè, dopo le gioco il campionato, però che cazzo, 4-1. L'ho pagata a caro prezzo, vabbè. Va bene. Vai. Concentration sulla Coppa adesso. Col Galatasaray si può fare, ragazzi. Altro match non impossibile, però i turchi sono duri in casa, Vai, raga, siamo contro il Galatasaray. Al Tour Telecom Arena. Dai, fioi. Prendiamoci i quarti, cazzo. Prendiamoci i quarti. Fondamentale vincere. Bisogna fare almeno un gol in Turchia. Occhio. Roba nostra. Roba nostra. Stiamo calmi, raga. L'Europa League è sulla priorità, chiaramente, L'Europa League è la priorità. Vai, Kume. Non ci credo fuori di lunga di niente. La coppa minore non è minore perché il Palermo può... Per il Palermo è una coppa fondamentale. È fuori gioco. Guarda che golletta anche. Sì, purtroppo sì. Dai ragazzuoli. Serve un golletto alla Telecom Arena. Serve il golletto alla Telecom Arena. Dai, Kume ancora. Ancora il Kume. Niente da fare. E salva anche la rimessa, sti stronzi, Raga, ho bisogno dei cori proprio massimali qua. Ho bisogno del massimale, raga, Ho bisogno del massimale. Relax, relax. Passaggio per fortunato a buon fine. Grande intervento, quadra difesa turca. Dai, raga.
ragazzi, dai. Pressiamoli, pressiamoli. Possono sbagliare sti turchi. Dai, però un po' di grinta, Cristo di un buono Dius Pontatus. Grazie Alessio, grazie Api. Diciamo che ragazzi finiamo col ritorno di questa partita, sta diretta, ve lo dico già. Quindi certo, se la perdiamo questa non lo so, però facciamo, io vado in riposo anche nell'altra di campionato. Quando c'è la Coppa devo far così, raga, perché sarebbe troppo importante far bene in Europa. Bravi. Vai, niente. Raga, serve il gol, però serve il gol in Turchia. Tra Turchia e Venezia non scorre buon sangue, lo so. Lo so bene, lo so bene. Dai ragazzuoli, dai. Hop. Dai, la spondona. Niente però. Buono, 1-2 micidiale. Ma non così indietro, davanti va la palla. Una delle prime regole del calcio, siamo allo stop, Dio Cristo. Porca vaccona. Partita tiratissima qui a Telecom Arena. No, se la simulo non gioca teoricamente il mio giocatore, Vai Kume! Questa è un'occasione che non puoi fallire. Dio Cristo! Faccio i gol impossibili, poi mi ciavo ste robe. Queste sono pesanti, cazzo. Vaffanculo. Sente la pressione del Kume, ancora un giovincello, raga, 21 anni. Che errore di merda, però. Che cazzo? Ok. No, veramente coglioni giratissimi, raga, perché ho sprecato veramente un'occasione d'oro, Cazzo, 1-0 in Turchia, era pesantissimo come il culo della Bindi, porca mignotta. Dai, questa è... No, non può parare questa come un portiere di occhi, questa era una grande azione. No, non può pararmi questa, però qua ha fatto una gran cosa, qua non ho sbagliato niente. No, non può pararmela così. Questo era un gol fatto. No, questa era... No, vabbè, ma vaffanculo però. Stiamo dominando noi, la meritiamo noi Beppe, la meritiamo noi. Vai come di cattiveria. Grazie Orime. No, cosa mi ha parato? Ma Cristo. Errori che costeranno caro, ho paura di sì. Ho paura di sì, vecchio mio. No, dobbiamo trovare il pertugio. Stiamo però a Gran Palermo, ragazzi. Bella squadra, veramente. Siamo riusciti a fare ottime cose qui a Palermo. Occhio. Non ho parole, sono un po' demoralizzato perché mi sono mangiato veramente. Cioè, mangiato. Il primo forse sì, ma il secondo era una prodezza di squadra. Anche la squadra ne risente un po', forse.
Non è che ci crediamo, non è che ci crediamo tutti insieme a conquistare la Wind Arena. Dai come buono. No, però non mangiartela così. Ancora per il culo, bellissimi passaggi in profondità. Stiamo giocando veramente un bel calcio. Non ho ancora il dribbling così sullo stretto. Difficilmente mi riesce così. Questo è un bel recupero. Questo è un bel recupero. Ah, ho provato a fare la doppia finta. È venuta fuori una merda. Dai che il Cume la ruba. Ancora. 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 Basta. Basta. Stiamo sprecando l'impossibile, cazzo. E guarda come giochiamo. Guarda, i turchi non esistono. No, così, però, no, così. I turchi non esistono. No, 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 non darmi fallo. Sono già ammonito. Ci ho provato. Dai! Stiamo dominando, stiamo dominando. Dai, come provaci! È un dominio, è un dominio. Sono stanchissimo. No, stavo entrando nel fuorigioco. Niente, purtroppo. Dai adesso. Vaffanculo. Vabbè, adesso vediamo se è vero il discorso della simulazione, sono curioso. Pazzesco, una partita iper dominata, infatti Muslera è migliore in campo, quel merdoso. Ciao Football Show. Allora abbiamo partite giocate 32, gol 16. Vediamo 32-16, vediamo se cambia. È difficile il ritorno perché con un pareggio con gol passano loro oltretutto. Sì, non è facile, no. Incredibile. Vediamo se gioco. Intanto abbiamo perso 3-0, cazzo. Però non posso più, si cazzo, stiamo crollando, vabbè. Ah sì, è vero, 33 partite giocate. Cacchio. Vabbè, scusa, allora no, non le simulo più i miei coglioni. Che merda, oh. Ha ragione, chi mi ha detto sta cosa ha ragione. Sì, sfumato il campionato, purtroppo l'abbiamo un po' abbandonato perché ci tengo troppo a sta Europa League. Dai, ottavi ritorno. Ultima partita della live, ragazzi, tutti insieme per un solo obiettivo. Vincere e andare ai quarti di finale. Raga, è possibile. La voglia di vincere, la paura di perdere. Una è di troppo. Barbera, Palermo, ottavo di finale shock, il ritorno. Palermo, Galatasaray, per un giovedì da leoni. Vai. Dai ragazzi, andiamo tutti insieme per tentare l'impresa. Cerchiamo di dosare un po' di più le forze perché vorrei giocare anche i supplementari in casa. Certo che se loro segnano è finita, Cioè è difficilissima perché comunque... Oddio, mamma mia. Perché il pareggio con gol passano loro. Con calma, facciamo girare la palla. Sentiamo la tensione, però li vedo già che hanno paura. Bravi, bravi, bravi.
Merda. Dai Fiori. Non così. Il Cume ce la fa per miracolo. Rimessa nostra. Hai ragione, facciamo così, lasciamo un po' di energia. Bello, in area Q. Fermato subito, fermato subito, fermato subito. Cerchiamo di dosare un po' le forze, Fiori. Fondamentale sta partita, bisogna andare ai quarti, cazzo, ce lo meritiamo, ha fatto un'andata strepitosa in Turchia. Speriamo nel gol Fabio, speriamo in sto cazzo di gol, ma di qualsiasi onestamente. Sì Matteo Zonta, io ci provo. Occhio. Dai ragazzuoli, dai, sono concentratissimo, sto tenendo tutta l'energia per il secondo tempo. Dai, facciamola girare, stanchiamoli così. Buono. No, madonna, che errore. No, c'è la tensione al Barbera, la sento, cazzo, la sento. La sento la tensione al Barbera. È una partita un po' curiosa, lo so, raga. Buono. Niente da fare. (42esimo, 42esimo). Partita di una collosissima. Occhio ragazzi, occhio, buttala su, bravi Fiori. Fine primo tempo. Sì. La più classica delle collose. Vai, seconda frazione, adesso dobbiamo dare tutto, Fiori. Adesso bisogna dare veramente tutto, bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo. Dai però, fuori, roba nostra. Con che Facchinetti è arrivato. E con il Facchi si gode. Dai, buono. No, il Cume veramente non sta giocando bene oggi, Sente ancora degli errori dell'andata, forse. Bravi, buttiamola su. Ma porca miseria, però, il Galatasaray sta prendendo campo, raga, Il Galatasaray sta prendendo campo e la cosa non mi piace. O li inculiamo in contropiede o sono cazzi. Calcio d'angolo. Attenti ai corner, Schneider. Buttala via, bravo. Dai, un contropiedone ignorantissimo. Ok, palla su e pedalare. Ottima sponda, però non la prende il nostro. Stiamo tenendo la barra per il forcing finale.
attenti, attenti. Sveglia come la squadra non c'è, purtroppo. Bruttissima questa, bruttissima, bruttissima. Ancora più brutta adesso, buttiamola via, cazzo. No. Non può dare questa punizione orrenda. Mamma mia, meno male. Ah beh, se pigliamo gol è finita, sì. Dai, con il cuore, cazzo, con il cuore. No! Dai, con il cuore, le partite si vincono anche con il cuore. Questo è un contropiede buono. Questo può essere un buon contropiede. Vai Kume, butta giusta porta, la mette in mezzo benissimo, no! Mamma mia, ciao Riccardo Saiz. Dai, il gol di testa proprio quando serve. Il Kume di testa, una ciofeca. Incredibile, incredibile, era un passaggio perfetto. Dai, questo è un bel passaggio. Non mangiartela, Gol del Palermo! Ma che assist di Veneziano! E Bui la passegna. Grande Kume, grande assist. 1-0. Dai cazzo, grandissimo gol. Bravo. E adesso sarà un quarto d'ora da incubo. Perché comunque con l'1-1 passano loro. Scusate un attimo che c'ho che cazzo, ho una zanzara in mezzo ai coglioni. Che cazzo è? Ok. Dai Fioi, dai. Dai che lo sono sbilanciatissimi. Gol no! Fuori di poco. Ma chi se ne frega che non ho segnato io. Dai Kume. Bellissimo. No! Adesso è buona per chiuderla. No, ancora. Ma ce l'ha con me, Muslera. Ma ce l'ha con me il Musle. Ma ce l'ha con me, è sbilanciatissimo, chiaramente Galatasaray. Il Kume prova un tiro, parata. Dai che possiamo chiudere la diretta con i quarti. Stiamo buoni, stiamo zitti. Ancora che la... Mamma mia. No, perché? No, perché l'ha mollata. Non se lo prendiamo così non gioco mai più a PES. Mamma mia. E si va ai quarti. Questo Palermo ci fa sognare, cazzo. Si va ai quarti, ragazzi. Si va ai quarti. Mamma mia, ragazzuoli. E adesso che affrontiamo? Vediamo che affrontiamo adesso. Sorteggio quarter de final. Oh, Valencia-Palermo, ancora il Valencia. L'abbiamo già battuto, una vittoria e una sconfitta col Valencia. Mamma mia, poi Bayer Leverkusen, Olympiacos, Internazionale Ajax e Roma PAOK. Signori, 3 italiane ai quarti, un sogno. Raga, ci possiamo salutare così, eh? Mamma mia, cosa ci siamo inventati, cazzo. Salviamo tutto. Mamma mia, i quarti col Palermo, io non ci credo.
do not parole. E col Valencia si può fare, non sono imbattibili, li abbiamo già affrontati. Tutto è possibile. Hashtag tutto è possibile. Grandissima live, sì raga, mi sono divertito troppo con voi. Io raga vi saluto. Ringrazio tutti quanti, alla grandissima. Ringrazio Api e Gazza per il supporto comendiano, anche materiale, non solo mentale. E niente raga, stiamo veramente un sogno. Questo è un sogno dell'Europa League, non so, già arrivare ai quarti di finale è un miracolo. Nella prossima diretta chiaramente c'era la possibilità di vedere magari un Palermo anche in finale, sarebbe bellissimo, ma comunque stiamo buoni. Raga, buonanotte, un abbraccio, un baciotto, siete fenomenali, boia chi molla, assolutamente. E vi abbraccio tantissimo. La prossima live forse su un gioco, forse no su PES, spero Fly Simulator se ce la faccio. Raga, buonanotte. Ciao ragazzi. Grazie di tutto. Siete sempre i numeri uno.